Per te. Martedì 20 febbraio entriamo in diretta. Buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto anche nella giornata di oggi, tantissimi collegamenti con il territorio. Parleremo di rapine, furti, torneremo sui fatti di Cavallino Treporti, ci sono degli aggiornamenti, ma prima vi do questa ultima ora che ci porta nella Padovano a Vigonza, questa anche l'apertura del mattino di Padova. Vigili del fuoco, cinofili e sommozzatori sono impegnati dall'alba di questa mattina nelle ricerche di una persona che questa notte è stata vista mentre si gettava nelle acque del fiume Brenta all'altezza di via Parenzo a Vigonza. Per il momento non è ancora stato ritrovato nessuno. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di una persona che ha tentato di sfuggire a un controllo di polizia dopo essere stato sorpreso mentre stava commettendo un furto a bordo di un mezzo pesante e fermo. La fuga prima attraverso i campi e poi per tentare di far perdere le proprie tracce quest'uomo ha cercato di attraversare il fiume Brenta e qui si stanno concentrando le ricerche, lo ripeto, di vigili del fuoco, cinofili e sommozzatori che sono impegnati da diverse ore. Sul posto si sta recando il nostro Francesco Ratai e vi daremo ovviamente tutti gli aggiornamenti nel corso di questa diretta. La cronaca ci fa rimanere in provincia di Padova. Ieri sera incidente mortale a Borgo Veneto, a perdere la vita un uomo di soli 56 anni. Un malore fatale alla guida che lo ha fatto uscire di strada, abbattere un palo dell'illuminazione e finire contro un altro palo della luce. Non c'è stato nulla da fare per Andrea Finco, 56enne di Ponso, deceduto ieri sera mentre era alla guida della sua auto e stava percorrendo via Umberto I in località Santa Margherita d'Adige a Borgo Veneto. Nonostante i soccorsi tempestivi, le condizioni di Finco erano parse fin da subito disperate ed è morto in pochi minuti. L'ennesimo incidente mortale sulle strade della provincia poteva avere effetti ben più gravi. Fortunatamente in quel momento non stava passeggiando nessuno a piedi lungo il marciapiede. Alcuni testimoni però, sentendo il botto, hanno allertato subito i soccorsi. Andrea Finco aveva da poco compiuto 56 anni ed era titolare insieme al fratello di un'impresa di materiale elettrico. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e i vigili del fuoco per le operazioni di rimozione dell'auto incastrata contro il palo. Il sindaco di Borgo Veneto, Michele Sigolotto, ha effettuato un sopralluogo e questa mattina sono stati rimossi 2 pali dell'illuminazione, quello abbattuto e quello pericolante. Anche il marciapiede danneggiato dall'urto è stato messo in sicurezza. Dicevamo la cronaca, diversi collegamenti, parleremo di furti, di rapine. A tal proposito vi chiediamo il sondaggio di questa sera, Ring, incubo, furti, assalti, militarizzare le città, insomma sono tanti sindaci inermi e esasperati, le forze dell'ordine ci sono, monitorano il territorio ma sembra non bastare, quindi la domanda come sempre è molto diretta: se sì il numero è quello in verde, se no ovviamente quello in rosso. Lo ripeto, incubo, furti, assalti, militarizzare le nostre città. Il tema torna ad attualità e torna di prepotenza, e per parlare di furti e dell'ondata che nelle ultime settimane ha interessato la zona del Montebellunese ci colleghiamo con Montebelluna, con la nostra Daniela Sizia, che si trova in un parco simbolico della città con Simone Merlo. Buongiorno Daniela. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Lo hai detto tu, ci troviamo nel parco Legrenzi, che è considerato qui a Montebelluna una zona possiamo dire un po' calda dal punto di vista dello spaccio, ma non solo. Di recente sono stati anche dei colpi nelle auto proprio qui dove c'è l'impianto sportivo. Parliamo però di furti perché nell'ultimo periodo ci sono stati anche diversi furti nelle abitazioni e anche nei locali pubblici, proprio anche nel cuore di Montebelluna. Per questo l'amministrazione ha deciso insomma di
prendere delle decisioni repentine proprio per cercare di arginare questo fenomeno, e ha deciso di implementare il sistema di videosorveglianza che già c'è, però ci sono delle zone dove è maggiormente scoperto da questo sistema importante. Lo sappiamo anche non solo per la sicurezza dei cittadini, ma anche perché dà una mano proprio ai carabinieri, alle forze dell'ordine per quanto riguarda le indagini. Noi ci troviamo con il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin, perché oggi c'è stato un incontro tra il comandante della polizia locale e la contadina che cura il sistema di videosorveglianza. Intanto, com'è andato questo incontro? L'incontro è andato benissimo. Intanto saluto tutti, saluto Christian. Dico solo una cosa: questa è sempre stata una zona un po', come potremmo dire, marginale. Per questo motivo già un anno fa abbiamo provveduto ad inaugurare l'area sgambamento cani di concerto con la scuola qui di fianco, la scuola media, proprio per fare in modo che questa zona sia visitata soprattutto da gente per bene. Per quanto riguarda l'incontro di questa mattina, abbiamo fatto un incontro con Contarina. Ricordo che già l'anno scorso avevamo fatto un sopralluogo proprio qui con i dirigenti del Monte Volley e con i tecnici di Contarina, perché l'interesse dell'amministrazione è quella di implementare il sistema di videosorveglianza non solo qui ma in altre zone. Stiamo intervenendo nella frazione di Mercato Vecchio, che è soggetta a furti peraltro stagionali, quindi durante il periodo natalizio si incrementano. Di concerto con il comitato civico, con il suo presidente, abbiamo provveduto a definire quali telecamere verranno installate entro giugno. Poi interverremo sia con un'implementazione del videosorveglianza nel centro, quindi piazza Petrarca, piazza D'Annunzio e piazza Marconi, e anche qui nel parco Bertolini, presumibilmente entro la fine dell'estate. Ecco, sindaco, c'è un po' una sorta di esasperazione da parte dei cittadini, perché sappiamo il furto è uno dei reati più odiosi. Ti vengono in casa, ma non solo in casa. Abbiamo visto quello che è accaduto, Christian, proprio di recente a Cavallino Traporti, dove ieri sono entrati armati, quindi c'è paura da parte dei cittadini. Dico solo una cosa, che a mio modesto avviso se queste persone compiono questi atti significa che in un certo senso c'è anche un senso di impunità. Quindi credo che il problema non possa essere risolto totalmente né a Montebelluna né negli altri comuni di tutta la penisola italiana. Forse ci vorrebbe un intervento più dall'alto. Questo ovviamente non significa rassegnarci, noi continueremo con il potenziamento della videosorveglianza. Io chiedo semplicemente una cosa ai cittadini: denunciate sempre. Tante volte capita che il reato venga scoperto perché è stato pubblicato. Non mi sto riferendo dei reati di cui stiamo parlando, parlo in generale. Il reato viene scoperto perché viene pubblicato su Facebook. Abbiamo fatto a tal proposito, proprio a livello di prevenzione, abbiamo fatto una serata che io ritengo veramente preziosa. Qualche mese fa, era a dicembre, con tutte le forze dell'ordine, quindi con i carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale, e che io ringrazio sempre e comunque come cittadino ancora prima che come sindaco, dove abbiamo spiegato quali possono essere magari gli accorgimenti o i comportamenti da tenere proprio per tentare di ridurre al minimo possibile certi accadimenti. Sindaco, l'importanza delle telecamere, abbiamo detto, non solo è una sicurezza per i cittadini, una sicurezza anche per l'amministrazione comunale ed è un aiuto comunque importante anche nelle indagini quando accadono questi colpi. Assolutamente sì, tanto che prova ne sia che i carabinieri in questo momento stanno proprio visionando le telecamere del centro per riuscire a individuare eventuali colpevoli di ciò che è accaduto in questa città negli ultimi 2 giorni. Ecco, negli ultimi 2 giorni sappiamo ci sono stati alcuni colpi proprio in alcuni locali pubblici, sindaco, quindi adesso le forze dell'ordine stanno visionando proprio le telecamere, sperando di dare un nome e un cognome per l'ennesima volta a questi ladri. Certo. Che entrano e poi fanno razzia di quello, fondo cassa, soldi, ma non solo, anche cellulare abbiamo visto. Sì, intanto io ovviamente voglio esprimere la mia solidarietà nei confronti di questi esercizi commerciali, persone che lavorano dalla mattina alla sera per guadagnarsi da vivere, quindi come diceva lei, il furto oltre a essere una cosa ovviamente dannosa è anche una cosa dannosa perché in un certo senso
va a colpire l'intimità di un negozio, l'intimità di una casa. L'amministrazione fa ovviamente la sua parte, sempre in massima collaborazione con le forze dell'ordine. Io con il comandante dei Carabinieri, col comandante Cabras, lo sento, non dico ogni giorno, ma quasi ogni giorno, non perché ci sia la necessità, perché debba per forza accadere qualcosa ogni giorno, ma perché esiste proprio un contatto diretto anche di scambio di informazioni. Ogni informazione in più può essere preziosa ed è per questo che dico, mi raccomando anche ai cittadini, se vedete qualcosa di anomalo segnalatelo subito, e il mio ringraziamento va ai ragazzi del controllo di vicinato anche in tal senso. Daniela. Ecco Sindaco, chiuderei proprio, Cristian, se tu mi permetti altri 2 secondi. Prego. Ecco, e Cristian, Sindaco, mi dicevano, insomma si diceva, alcuni sindaci dicevano ma ci dovrebbero essere più controlli, forse sarebbe anche importante che ci fossero tornassero un po' i militari in città, lei sarebbe d'accordo? Guardi, io credo che più agenti sul territorio costituiscano sicuramente un deterrente. Il problema è uno solo. Per quanto riguarda la polizia locale, i comuni hanno le mani legate, non possono assumere tutti gli agenti che vorrebbero. Vorrei anche sfatare questo mito, perché magari certe volte fuori dalle mura del municipio certe cose non si sanno. Perché il sindaco non assume più agenti di polizia locale? Semplicemente perché non c'è possibile, altrimenti ne assumeremmo sempre di più, senza ovviamente dimenticare gli altri uffici comunali. Sicuramente più agenti ci sono, più deterrenza c'è, ma io credo anche che una pena che sia certa possa essere già una bella deterrenza nei confronti dei malintenzionati. Sindaco, la ringrazio. Da Montebelluna, Cristian, è tutto, io ti ricederei la linea. Grazie Daniela, a te Simone Merlo e al tuo ospite Adalberto Bordin. Rimaniamo a parlare di sicurezza urbana da Montebelluna a Vicenza, perché la città, il capoluogo iberico, in queste settimane sta conoscendo una vera e propria recrudescenza. Ne abbiamo parlato tante volte, ma a fare il punto aggiornandolo c'è collegata da Vicenza la nostra Luisa Bertini con Simone Squarcina. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a te Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Come dicevi, recrudescenza di furti, abbiamo parlato anche la settimana scorsa di tante spaccate, soprattutto nei negozi del centro storico, e i controlli a tappeto sul territorio, come sono stati disposti dal Comitato Ordine e Sicurezza che si è svolto la scorsa settimana, controlli che si sono avvalsi anche dell'ausilio dell'elicottero della Guardia di Finanza, controlli capillari concentrati nelle zone del centro storico, della stazione ferroviaria e in alcuni quartieri come Quartiere Italia, Quartiere San Francesco, ma sono stati controllati anche i locali notturni, anche a seguito delle segnalazioni arrivate dai cittadini che hanno denunciato la presenza di chi bivacca o comunque di soggetti molesti. E poi il problema delle rapine, perché siamo arrivati alla 20ª rapina dall'inizio dell'anno, ma questa la guardiamo insieme con il prossimo servizio. È stato spintonato e buttato a terra. Aveva appena prelevato dal bancomat di un istituto bancario di via Battaglione Framarin 50 euro, quando 2 malviventi glieli hanno rubati scappando, ma il malcapitato, senza perdersi d'animo, li ha seguiti fino a un'abitazione. Da lì ha chiesto l'intervento della polizia. Gli agenti, arrivati sul posto dopo aver ascoltato il racconto del derubato, che ha fornito la descrizione dei 2 autori del fatto, hanno bussato alla porta dell'appartamento indicato senza ricevere alcuna risposta, malgrado si sentissero rumori provenire dall'interno. Solo dopo svariate insistenze una donna ha aperto agli agenti. È stata condotta presso gli uffici della questura. Nel frattempo il derubato, giunto agli uffici della questura per formalizzare la denuncia, ha riconosciuto la donna anche attraverso l'individuazione fotografica. Pertanto la donna, 46enne, cittadina ecuadoregna, è stata denunciata in stato di libertà per il reato di rapina.
Ecco, abbiamo sentito ennesima rapina, abbiamo parlato della recrudescenza di questi furti e di queste spaccate. A proposito dei controlli che già nel fine settimana si stanno dispiegando su tutto il territorio, io vi darei un parziale esito dei dati complessivi dell'operazione straordinaria di controllo che c'è stato sul territorio. Sono stati effettuati 3 posti di controllo lungo le arterie di accesso, sono stati controllati 21 autoveicoli e 107 persone, di cui 16 stranieri e 13 risultati con precedenti penali o di polizia. Ma prima di salutarvi vi lancio il prossimo servizio, che comunque parla dell'esito dei controlli con una denuncia per porto d'armi. Fari puntati sulla sicurezza. Come stabilito in prefettura a Vicenza, in occasione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza si intensificano i controlli straordinari del territorio, in particolare nelle zone segnalate dai cittadini. La questura con la polizia locale e il reparto prevenzione crimine si sono concentrati sul centro storico. Le forze dell'ordine all'interno dell'area degli uffici ex INAIL hanno rintracciato un uomo che, dopo aver forzato l'ingresso dell'edificio, stazionava all'interno senza motivo. Il 34enne italiano è stato trovato in possesso di 2 coltellini, è stato quindi denunciato in stato di libertà per possesso di armi e oggetti atti ad offendere. Da Vicenza ci spostiamo a Mestre, è all'esterno dell'ospedale All'Angelo la nostra Ilaria Marchiori con Alberto Pivetta per darci tutti gli aggiornamenti sulle condizioni di salute del 33enne che è stato colpito a una gamba con un'arma da fuoco domenica sera a Cavallino Treporti, quell'assalto in villa che veramente ha preoccupato e indignato. Raccontaci tutto, Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno a te Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui di fronte all'ospedale All'Angelo di Mestre, dove è ricoverato appunto Alberto Biondo, il 33enne che domenica sera si è trovato insieme al papà faccia a faccia con i 3 rapinatori che sono entrati nella loro abitazione. Siamo riusciti a parlargli in qualche modo. Allora, innanzitutto le sue condizioni sono stabili, ricordiamo che ha già subito un primo intervento, ma ne dovrà effettuare un altro nei prossimi giorni. Mi ha detto che quello che gli pesa di più, soprattutto in questo momento, è di essere bloccato, di non potersi allenare, perché sappiamo essere un campione di bodybuilding e quindi allenarsi quotidianamente, costantemente. Questo invece lo fermerà per un bel po', però ha anche detto fortunatamente è andata meglio di come si potesse pensare. Con tutta probabilità però verrà spostato dall'ospedale All'Angelo all'ospedale di San Donà di Piave, dove poi lì eventualmente verrà effettuato il secondo intervento. Ieri tra l'altro ho anche scritto nel tardo pomeriggio un post sul social, sul suo profilo Instagram, raccontando un po' quello che è accaduto. Lui quando ha sentito questi rumori, lui si trovava al piano di sopra, i banditi sono entrati dal piano terra. Quando lui ha sentito questi rumori era in doccia, è uscito e si è fiondato proprio giù per le scale, però l'hanno immediatamente colpito, gli hanno subito sparato alla gamba e quindi l'hanno atterrito, tanto che non è riuscito a fronteggiare i 3 malviventi che tra l'altro precedentemente avevano colpito il padre Maurizio alla testa, dandogli molti colpi in testa col calcio della pistola, colpi che hanno dato anche allo stesso Alberto dopo avergli sparato, perché evidentemente non era nei piani di questi rapinatori fronteggiare altre persone all'interno dell'abitazione, essendo loro entrati al piano terra dove c'erano i nonni, quindi probabilmente il bersaglio erano proprio i nonni, quindi 2 anziani, avevano sottovalutato che al piano di sopra potessero esserci altre persone. Per quanto riguarda invece le indagini dei carabinieri, stanno andando avanti a 360 gradi. Al vaglio ovviamente, oltre le testimonianze che sono già state raccolte, le immagini delle telecamere di videosorveglianza, ma il cerchio si sta stringendo sempre di più. Questi 3 banditi potrebbero avere le ore contate. Sentiamo però la cronaca di quello che è successo proprio domenica pomeriggio nell'abitazione della famiglia Biondo a Cavallino Treporti, frazione di Caballarin. Appena ho aperto la porta mi hanno dato quel calcio della pistola in testa.
E da quel momento io istintivamente li ho presi e ho chiamato mio figlio che era sulla stanza in bagno e le ho detto: Alberto, dammi una mano, dammi una mano. Un incubo quello vissuto domenica pomeriggio dalla famiglia Biondo in via Pordelio a Caballarin, frazione di Cavallino Treporti. Alberto Biondo, 33enne, che vive nell'abitazione con i genitori, il fratello e i nonni, è stato ferito da un colpo di pistola per aver tentato di fermare insieme al papà Maurizio, 63enne, la violenza dei 3 rapinatori. In quel momento stava facendo la doccia, ma è accorso immediatamente, richiamato dalle urla e dai rumori della colluttazione fra i malviventi e i familiari. Quando ho tirato su mio figlio, i due che erano giù a terra sono scappati. Sono scappati fuori dalla casa, però è rimasto quello che era giù con la pistola in mano. E io da dietro istintivamente l'ho preso e l'ho tenuto duro finché potevo, ma in quel momento lui quel calcio da pistola faceva così, dietro mi dava i colpi tutti sulla testa, ero tutto pieno di sangue e dicevo a mio figlio: Alberto, dammi una mano, e in quel momento lui mi ha detto: no, non ce la faccio, mi hanno sparato e dopo io ho tenuto finché ho potuto e dopo, quando mi faceva male la testa, ho lasciato, lui è andato indietro e ha caricato la pistola e me l'ha buttata addosso e mi ha detto: se non stai zitto ti uccido. E ha detto: stai zitto perché ti sparo. Erano circa le 18:30 quando i 3 banditi col volto coperto sono entrati da questa porta che in quel momento era semi aperta, e da quel momento per la famiglia Biondo è iniziato il terrore. Al piano terra c'erano i nonni ottantenni, poi casualmente è scesa la mamma di Alberto, che si è trovata i 3 di fronte. Io ero sulle scale che scendevo dall'alto, come arrivo dalla porta per andare in cucina, che era chiusa, questo mi abbraccia, erano in 2 e avevano la pistola. E io chiamavo Maurizio e lui zitta. Mio marito ha sentito subito, è uscito e da lì si hanno preso loro e ha battuto la pistola in testa. Tanto sangue, ma quanto ne ha perso, perché col colpo la palottola che c'era sulla gamba veniva fuori sangue continuo. È stato lo stesso Alberto, nonostante il dolore e l'abbondante perdita di sangue, a chiamare i carabinieri e i soccorsi, giunti sul posto poco dopo con l'elicottero che l'ha portato all'ospedale di Mestre, dove è stato operato al ginocchio. Dopo aver trascorso la notte in terapia intensiva, l'hanno trasferito in ortopedia e nei prossimi giorni sarà nuovamente operato per le fratture femorali. Se non l'avessero scaraventato sulle scale, ha raccontato ancora il padre, almeno uno di loro non l'avrebbe fatta franca. Alberto infatti è noto per la sua corporatura, essendo campione di bodybuilding, anche per questo non ha esitato a difendere la sua famiglia. Dopo averlo colpito, i 3, che sembra fossero italiani, anche se hanno parlato poco, sono fuggiti a piedi, a mani vuote. Hanno cercato di fermare una macchina con le pistole, ma da quello che hanno detto, però la macchina ha accelerato e è andata via e dopo non so più niente da dove sono andati. Ecco, come avete sentito, quando i 3 banditi sono entrati erano al piano terra dove c'erano i nonni di Alberto, e la nonna, tra l'altro, credeva si trattasse di uno scherzo di carnevale, credeva che i banditi fossero in maschera, tanto che gli ha addirittura detto: dai, toglietevi quei cappucci, credendo che fossero i nipoti. Poi invece si sono resi conto che così non era. Sentiamo proprio il racconto dei nonni. E se entra in casa mi basso, dopo che andai da sola non ho visto più. Entrai dentro, dopo ho trovato mio figlio che è mio nipote che ha combattuto. Sono stati i nonni i primi a trovarsi faccia a faccia con i 3 rapinatori che, una volta dentro al piano terra, gli hanno fatto cenno col dito di stare zitti. Forse erano proprio loro l'obiettivo dei rapinatori, che poi invece sono stati sorpresi dagli altri familiari. Già era violento, già era sì, perché era persone normali. Già era e gaito stai zitti e basta, con la pistola puntata. Poi i colpi di pistola. Non uno solo, e ne era ancora colpi di pistola. E già era 3. La nonna di Alberto credeva addirittura si trattasse di uno scherzo in maschera. Credemmo che fosse un scherzo, ma se fosse stato qui roba del carnevale, sa che già incappucciai,
e fortunai di avere chi mi chiappia. Ma uno scherzo non era. Poche parole, racconta la nonna, a cui hanno dato alcuni colpi in testa, ma che forse hanno rivelato qualche dettaglio. Miei mi pare che cappia parlare l'italiano, però dopo che ha parlato parole solo, che ha detto sita, e che parole che mi pare di aver capito che ha detto Giovanni. In casa non c'era Gianmarco, il fratello minore di Alberto, che è stato subito avvisato. Ero a Jesolo con i miei amici e in quel momento in cui mi hanno chiamato io ho corso con una velocità incredibile a piedi per recuperare la macchina. Sono arrivato con la macchina qui nel nostro giardino, ho visto 2 ambulanze, 3 pattuglie dei carabinieri, sangue su tutte le scale di entrata, e quindi non avevo capito ancora, non avevo percepito cosa fosse successo veramente. Nel momento in cui sono arrivato ovviamente ti senti anche un po' in colpa per non essere stato presente. Alberto non me l'aspettavo perché lui è come si può dire, un ragazzo molto introverso, molto tranquillo, anzi odia, diciamo, la parte del combattimento. Lui è un professionista dal punto di vista del bodybuilding, si allena tutti i giorni e quindi diciamo che la sorpresa per i delinquenti non è stata delle migliori, ecco. Mio padre allo stesso modo ha reagito con una forza che anche ancora adesso gli dico appunto la bravura e il coraggio che hanno avuto entrambi. Poteva andare peggio, poteva esserci scappare la tragedia. Ora è caccia ai rapinatori che sono fuggiti a piedi nella notte. I carabinieri di Cavallino e San Donà hanno passato al setaccio la zona fino a notte fonda anche con l'elicottero, ma al momento dei 3 non c'è traccia. Poteva andare peggio, queste le parole del fratello Gianmarco, che però quando sono riuscita a contattare telefonicamente ha ribadito anche lo stesso Alberto. Siamo comunque stati fortunati perché nessuno ci ha rimesso con la propria vita. Dopodiché Alberto ha anche detto: io in quel momento ho pensato a difendere la mia famiglia, non mi sono preoccupato troppo delle conseguenze. La stessa cosa che comunque aveva detto anche il padre Maurizio ieri, parlando fuori microfono. Ha detto: in quel momento lì l'unica priorità era mandare via questi banditi e difendere la nostra famiglia. Qui da Mestre è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Ilaria Marchiori, a te Alberto Pivetta. Ovviamente sentiremo quindi le parole di questo giovane, di Alberto, che fortunatamente sta meglio. E fra pochissimo ci colleghiamo con Alex Giuliano per una questione di viabilità fondamentale. Prima però ritorniamo alla notizia che vi ho dato in apertura di edizione, queste ricerche in corso a Vigonza. Queste sono le immagini in presa diretta del nostro Francesco Ratai, che si trova sul posto, dove vigili del fuoco, cinofili, sommozzatori sono impegnati dall'alba di questa mattina nelle ricerche di una persona che nella notte è stata vista mentre si gettava nelle acque del fiume Brenta all'altezza di via Parenzo. Quindi, lo ripeto, siamo a Vigonza. Per il momento non è stato ritrovato ancora nessuno, le ricerche sono in corso e secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di una persona che ha tentato di sfuggire a un controllo di polizia dopo essere stato sorpreso mentre stava commettendo un furto a bordo di un mezzo pesante fermo. Quindi una persona, un presunto ladro in fuga che si sarebbe gettato nelle acque del Brenta. Le ricerche per l'appunto sono in corso. Tra l'altro un breve flash su Venezia, lo possiamo vedere, basta solo l'immagine. Grazie davvero Alessandro Granziera e Francesco Ceron. È in corso a Palazzo Balbi, fra poco torneremo a collegarci, la presentazione del World Health Forum, che è il forum mondiale della sanità che si terrà dal 20 al 23 marzo a Padova. Si parlerà di intelligenza artificiale applicata alla sanità, parliamo quindi di un
di un convegno fondamentale proprio per il futuro del comparto sanitario, quindi una serie di congressi, esperti, vedete insomma Luca Zaia, il sindaco di Padova, Giordani, la magnifica rettrice, insomma tutti i protagonisti di questa 4 giorni dedicata all'intelligenza artificiale applicata alla sanità. Ma con Palazzo Balbi torneremo a collegarci fra poco, lì si trova tra l'altro il nostro Filippo Fois. Dicevamo una notizia fondamentale per la viabilità dell'Alto Veneto, più volte in queste settimane ci siamo occupati della Valsugana, soprattutto dopo la frana in Val Brenta che ha provocato una catena di disagi, ma c'è un altro fronte aperto, quello di Rosà. Alex, buongiorno, raccontaci tutto. Hai detto benissimo, buongiorno Christian, buongiorno ai nostri telespettatori. Allora, sono stati giorni roventi a Rosà perché ha infuriato la polemica per un presunto nuovo progetto, un nuovo tracciato di quella che è stata ribattezzata la variante Valsugana Est, sostanzialmente 10 chilometri di strada che avrebbero avuto un impatto importante, oserei dire devastante per le campagne rosatesi. Ecco, l'amministrazione ha sempre smentito l'esistenza di questo progetto e soprattutto la volontà di appoggiare questo progetto, ma dall'altra parte la minoranza, l'opposizione, invece ha più volte ribadito l'esistenza di un progetto, anche se embrionale, primordiale, ha organizzato incontri con la cittadinanza, insomma è scoppiato il classico putiferio. Fino a ieri i pareri potevano essere anche un po' discordanti, c'è chi crede in una cosa e chi crede in un'altra, ma siamo in compagnia del vice sindaco di Rosà Paolo Bordignoni. Ieri è arrivata una risposta netta da parte di ANAS, che è l'ente di riferimento, che sostanzialmente ha dato ragione all'amministrazione comunale, ha spento le polemiche. Questo nuovo tracciato non c'è e non si prevede dunque di andare a devastare le campagne rosatesi. Beh, finalmente è arrivata questa risposta, la risposta che certifica quello che abbiamo detto e sostenuto, perché gli amministratori parlano con atti e con fatti concreti, non con chiacchiere e con subillare, cercare di mettere zizzani all'interno del territorio. Abbiamo avuto questa risposta, adesso dobbiamo un attimino stemperare gli animi, continuare a lavorare come sempre fatto, i cittadini ci conoscono, per cui lavoriamo sugli atti, lavoriamo per il territorio e abbiamo messo anche all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale di andare anche a valutare una delibera di indirizzo dove andremo significativamente a dire ancora no a una bretella est che vada a devastare il territorio di Rosà. Rosà ha già dato sotto l'aspetto dell'aspetto viario, sotto l'aspetto soprattutto di statali, di ferrovie e quant'altro. Stiamo ancora accollati a una delibera di giunta regionale dove siamo seduti assieme ad ANAS, assieme alla regione e assieme soprattutto alla provincia e a RFI, che dobbiamo valutare il snodo di Rosà all'interno di un territorio molto ristretto. Ecco, resta, Christian, così in discussione un'ipotesi di un'altra variante est, quella di Loria, quindi siamo nel territorio trevigiano. Anche in questo caso si tratta di completare sostanzialmente la strada del Santo, un'operazione che su cui al momento non ci sono novità, però è in discussione. Lei, vice sindaco, diceva a questo punto per risolvere il problema della Valsugana, perché da nord fino a Rosà i problemi ci sono, bisogna chiedere l'intervento della regione e degli enti preposti. Beh, relativamente alla statale SR38 abbiamo più volte in Consiglio Comunale, anche noi qui a Rosà, sostenuto che vada fatta perché non porta via molto traffico a Rosà, ma tutto aiuta naturalmente. Noi non siamo contrari a questa proposta, anzi nel prossimo Consiglio, come ho detto prima, cercheremo anche di puntualizzare questo aspetto. Del resto che Rosà ha un problema di viabilità che è lo snodo proprio del centro di Rosà. Non ci sottraiamo a nessuna critica, ci siamo presenti, abbiamo un accordo con la regione, puntiamo ancora su questo punto di vista.
Ecco, dunque le polemiche per ora si sono quietate, ma la settimana prossima ci sarà questo Consiglio Comunale che si prevede perlomeno, usando un eufemismo, caldo, anche se insomma ieri ANAS ha gettato metaforicamente una secchiata di acqua gelida sulle polemiche. Da Rosà, per quello che riguarda la viabilità e questo nuovo tracciato della Valsugana che è stato sconfessato appunto da ANAS, è tutto, noi vi ridiamo la linea. Grazie Alex, al tuo ospite, e a Renzo Rigonna per la parte tecnica. Abbiamo dato un importante aggiornamento di viabilità. Insomma, la Valsugana è un fronte davvero caldissimo. Noi ritorniamo alla cronaca, sempre in attesa di ricollegarci con Palazzo Balbi. Sentiremo le novità di giornata da parte del governatore Luca Zaia, però appunto la cronaca ci riporta nel Padovano, a Padova città, perché ci sono nuove accuse al tunisino stupratore seriale della stazione. Avrebbe violentato una 22enne nei mesi scorsi. Era stato condannato lo scorso dicembre a 9 anni e 2 mesi di carcere per violenza sessuale. Ora Rayen Vasti, 20enne di origine tunisina, dovrà rispondere di un'altra violenza nei confronti di una ragazza 22enne padovana avvicinata e abusata lo scorso aprile. È successo in zona Bastioni, dietro Prato della Valle. Ora per lui si prospetta un ulteriore processo. Lo scorso 5 dicembre il tunisino è stato ritenuto responsabile di 7 episodi di violenza sessuale, mentre per un'altra aggressione è stato assolto. L'escalation di violenze commesse dall'uomo, noto anche come il molestatore della stazione, era iniziato proprio in quell'aprile. Il 20enne, infatti, aveva anche abusato di una giovane con disagio psichico a cui aveva dato droghe e alcol. Poi l'arresto a giugno. Botte e vessazioni alla convivente, a cui impediva addirittura di utilizzare i social network e di uscire liberamente da casa. Per questo un 48enne di Vigonza è stato arrestato dai carabinieri. Continui maltrattamenti alla convivente per motivi di gelosia esacerbati dall'abuso di alcol con botte e minacce. Per questo è stato arrestato dai carabinieri un 48enne di Vigonza, originario della Romania. L'uomo esercitava un totale controllo sulla donna, limitandone la libertà, intimandole di non uscire di casa, vietandole l'uso dei social network e impedendole di avere contatti telefonici, controllandole costantemente il cellulare. Il 48enne le aveva anche sequestrato i documenti per impedirle di tornare in Romania. Non avendo dimostrato nessun pentimento o voglia di cambiare, nonostante l'uomo fosse già stato denunciato per fatti analoghi, dopo l'ultima lite con la compagna è stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere a Padova. Parliamo di una vicenda che ha interessato la zona di Pieve di Soligo, l'omicidio Armelin. In Corte d'Assise il pubblico ministero Giulio Caprarola, al termine dell'arringa, ha chiesto per Mohamed Boumouaran, il 37enne marocchino che uccise il pensionato 83enne Adriano Armelin, all'ergastolo con isolamento diurno per 2 mesi. Il legale dell'uomo, l'avvocato Filippo Viaggiano, ha invece chiesto l'esclusione delle aggravanti del reato di tentata rapina e la riqualificazione in omicidio preterintenzionale o volontario non aggravato. L'udienza è stata fissata per il 22 marzo per le eventuali repliche e la pronuncia della sentenza. Il brutale omicidio avvenne il 25 marzo del 2022 nell'abitazione del pensionato. Il 37enne che vedete, ubriaco, fece irruzione nella casa dell'83enne con lo scopo di rubare, ma si trovò di fronte la vittima che picchiò a sangue e poi gli legò mani e piedi, fatali numerosi colpi alla testa. Armelin morì il giorno seguente in ospedale. E ci spostiamo sulle strade del Veneto. La morte domenica del giovane Edoardo Bernardi a soli 19 anni. È lutto in diverse comunità, da Motta di Livenza a San Stino.
Si pensa già ad una fiaccolata nella strada dove ha perso la vita a soli 19 anni Edoardo Bernardi. A dirlo Romina Ceccato, presidente dell'associazione Alba, che si è sentita nelle ultime ore con la mamma di Edoardo, Maria Celeprin, ancora sotto shock per la morte improvvisa del figlio. Una scia di luci per ricordare Edoardo e per porre ancora una volta l'attenzione sul tema della sicurezza stradale dopo l'ennesima morte sulle vie del Veneto. Erano circa le 13:30 quando Edoardo stava percorrendo a bordo della sua moto un Honda CB 650R la strada metropolitana 59 che da San Stino di Livenza porta verso Porto Santa Margherita, località di Caorle dove si era trasferito da poco con la famiglia. Edoardo frequentava l'ultimo anno del liceo economico sociale al Marco Belli di Portogruaro, dove a giugno si sarebbe diplomato. Quando alcuni docenti sono entrati nelle loro classi per fare una classica lezione, hanno visto studenti piangere, lì abbiamo capito quanto lui all'interno dell'istituto fosse conosciuto. Sapeva intessere buone relazioni, belle relazioni, era un ragazzo di compagnia e viveva la compagnia in modo sano. Edoardo era schietto, era una persona genuina, sincera. Quando lo guardavi, quando lo vedevi, riuscivi a capire chi lui era. Questa mattina in classe i compagni e amici si sono raccolti attorno al banco di Edoardo, rimasto vuoto. Ognuno di loro, penna alla mano, ha scritto un suo ricordo. Noi studenti oggi abbiamo fatto un'attività un po' terapeutica, ecco, se così si può chiamare. Quando ci siamo incontrati questa mattina, ovviamente il pianto è stato un po' l'accoglienza. Ne è uscito fuori un ritratto di Edoardo, giustamente vissuto da loro come un grande amico, una sottolineatura che molti hanno fatto e direi molto importante, che nei momenti in cui loro potevano trovarsi in difficoltà hanno trovato in Edoardo una persona con la quale ci si poteva confidare. Appassionato delle due ruote, per molto tempo aveva frequentato la società sportiva di ciclismo Mottense, praticando per anni anche da agonista. Sono scosso anch'io. Lui è iniziato con noi da giovanissimo, con la Mottense, ha fatto 2 anni di esordiente, 2 anni di allievo e poi ha deciso di smettere a correre. È a bordo della sua bicicletta che la società lo ricorda con un post commosso. Tante le persone che sotto hanno lasciato una parola di conforto, anche la famiglia sconvolta dal dolore. Lo legava la marca all'attività di cui il pad è un socio, il pub ai Templari di Susegana, dove ogni tanto lavorava. Ancora da definire la data dei funerali. Così dunque tra la Marca trevigiana e la provincia di Venezia. Ci spostiamo adesso a est per una vicenda davvero scioccante. Vedo la nostra Chiara Gaiani pronta con i protagonisti di questa vicenda. Con lei per la parte tecnica Cristian Roque Alende. Chiara. Cristian, buongiorno ai telespettatori. Scioccante è un aggettivo che non avevo usato, ma obiettivamente calza a pennello per quello che stiamo per raccontarvi. Intanto vi presento chi ha accettato di accoglierci a casa sua per raccontare questa vicenda incredibile: Paola Ciocchetti e il marito Mirko De Poli. Che cosa è accaduto? Domenica pomeriggio stavano rientrando a casa in auto a Este. La signora Paola è portatrice di una disabilità, quindi si muove in carrozzina. Il signor Mirko, c'era un po' di confusione, ha suonato il clacson e poi una persona è scesa e ha fatto una cosa che davvero nessuno mai si sarebbe aspettato. Signora Paola, che cosa è accaduto? Questo signore è venuto verso di noi e abbiamo pensato avesse bisogno di un'informazione. Mio marito ha tirato giù il finestrino e il signore è entrato con le mani in macchina e dicendo: che cazzo hai da suonare che è domenica, ha sferrato un pugno all'altezza dell'orecchio, la guancia a mio marito, e poi ha cominciato una cosa indescrivibile, roba da film, sberle, pugni, schiaffi. Per ultima cosa con la mano le ha afferrato il viso, l'ha stretto e scendendo pian piano è arrivato al naso, gliel'ha stretto e gliel'ha attorcigliato come una vite, al che io sono intervenuta con la mano per mandarla via, perché ho visto che Mirko aveva dimostrato che aveva male e il signore mi ha
preso la mano e mi ha girato indietro il dito e Mirko nel frattempo si è liberato dalla sua mano, l'ha spinto fuori dalla macchina, lui ha visto la carrozzina e ha detto hai pure una carrozzina a bordo, vattene a casa handicappato. Ecco, e poi l'ultima cosa, prima di andare è entrato nuovamente con le mani e ha dato un grosso pugno sulla testa a Mirko. È davvero un racconto incredibile. Signor Mirko, lei si aspettava una violenza del genere? Forse non è mai vista così in vita sua. No, è stata una cosa improvvisa, non mi aspettavo, ero rilassato che stavamo parlando io e lei e all'improvviso così non ero preparato. Ecco, è successo tutto tra l'altro in una zona di est in cui c'era tanta gente, nessuno è intervenuto in vostro aiuto, signora Paola? No. Nessuno. Posso capire chi era dalla parte mia, ma chi era dalla parte di Mirko era a 1 metro. C'erano genitori, famiglie con i bambini, ma la cosa che io continuo a pensare anche di notte, la macchina che avevamo attaccata dietro, che eravamo in colonna, nessuna reazione, né suonare un classo e adesso pensavo, lui era a bordo, non era da solo, aveva una donna in fianco, forse qualcuno anche dietro, la donna sono sicura, che gli avessi detto ma smettila, vieni qui, cioè nessuno, niente. Quando è finita tutta questa concitazione, che cosa avete fatto, signora Paola? Siamo tornati a casa all'altezza dell'Extense, ho detto a mio marito di fermarsi perché è cardiopatico, pensavo facesse un infarto perché grondava di sudore. Ecco, siamo ripresi un attimo, siamo tornati a casa e ho avvertito le mie figlie che volevano, ho chiamato i carabinieri prima, mi hanno detto di andare al pronto soccorso, ma lui non voleva andare e le mie figlie l'hanno convinto e mio genero ci ha accompagnati. Ecco, in pronto soccorso vi hanno curato, vi hanno seguito, per fortuna non state male, insomma non avete riportato dei gravi traumi? Sì, no, all'ospedale sono stati con tutte le persone, Raggi, accoglienza, tutti sono stati comprensibilissimi, gentilissimi e meravigliati. Ecco, sì, è andata bene, ecco, diciamo. E ovviamente il giorno dopo vi siete presentati alla caserma dei carabinieri che gli hanno dato un appuntamento perché insomma volevano che venissero trattati bene i signori De Poli per presentare denuncia. Sì, eravamo andati al mattino ma c'era tanta gente e ha detto gli abbiamo fatto pena vedere questi due vecchietti mortificati e ha detto venite oggi pomeriggio che facciamo bene e siamo andati e ci hanno assicurato il loro intervento e siamo fiduciosi, insomma. Perché verranno visionate tutte le telecamere di videosorveglianza, quella è una zona di est in cui ce ne sono molte, ci raccontava la signora Paola e anche il signor Mirko. Vogliono rivolgere un appello per chi hanno accettato di farsi intervistare oggi, perché deve esserci giustizia, deve essere individuata questa persona che è un uomo più o meno insomma sui 50 anni, il signor Mirko se lo ricorda bene purtroppo. Sì, era un cinquantenne, aveva capelli brizzolati, aveva una giacca scura, parlava dialetto nostrano. Perché allora chiunque abbia visto qualcosa, se anche non è intervenuto domenica, c'è un obbligo morale ad andare dai carabinieri a raccontare quello che ha visto, anche perché la signora Paola e il signor Mirko hanno 3 figlie e hanno delle nipotine ed è proprio per loro che stanno facendo e hanno accettato di fare questo, vero signora Paola? Sì, ecco io penso alle mie nipoti, penso a tutti i ragazzi che conosco e io voglio essere una di quelle che cominciano a lasciare un'impronta alla violenza. Ecco, abbiamo bisogno solo di pace, ma deve partire da qui, non possiamo pretendere che ci sia pace tra Putin e l'Ucraina se fra di noi ci accoltelliamo. Ecco, allora noi condividiamo questo messaggio. Io ringrazio ancora sia la signora Paola che il signor Mirko per averci aperto le porte di casa loro. Ringrazio anche Cristian Roque Allende. Questo messaggio attraverso Antenna 3 può arrivare davvero a tante persone. Spero che qualcuno si faccia vivere, lo speriamo tutti. Cristian, da Est direi che è tutto. Restituisco la linea allo studio.
Ti ringrazio davvero Chiara, e soprattutto ai signori Paola e Mirko, ai quali va il nostro caro saluto, il nostro abbraccio. Ci colleghiamo qualche istante con Venezia. Luca Zaia ha appena iniziato a rispondere alle domande. Come sapete sono giorni importanti, sentiamo. Il suo nome ed eventualmente di una sua corsa. Si parlava, cioè voi sui giornali parlate di queste robe. I suoi colleghi di partito, no? I nomi quali sono? Villanova in primis, penso li siate sentiti, Stefani. Io seriamente parto da un presupposto, ancora 1 anno e mezzo, 2 anni, adesso cercheremo di capire anche quando si andrà a votare. Trovo assurdo sprecare tutto questo tempo dedicandolo a queste menate qua, visto e considerato che i Veneti hanno investito su un percorso che è chiaro, su un programma che noi fra l'altro stiamo realizzando giorno dopo giorno, e oggi ne è una dimostrazione, cioè noi stiamo mettendo a terra ulteriori iniziative che poi presenteremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, che guardano oltre anche i rinnovi elettorali, perché se le persone per bene, me lo dico da solo, fanno così, non è che tutti di giù la saracinesca dice vabbè, manca 1 anno, manca 6 mesi, quindi noi continuiamo a lavorare. Quando arriverà il momento della fine della legislatura deciderò cosa fare, valuterò anche tutti i comportamenti di tutti. Prego, altro? Io approfitto della presenza del sindaco Giordani per chiedere se è d'accordo. Prego. Non ho capito. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Qualche tempo fa lei aveva detto terzo mandato, se fosse Zaia senza senso. Se aveva cambiato idea. No, dai, ho l'onere dell'ospitalità, dai. Deve tornare a Padova. Io ho preso la continuità. Bravo signore. Alda, perdonaci. Altro ragazzi? Ma c'è roba, questa è una conferenza stampa. Ma chi è che ha fatto entrare a dei giornalai? Dove sono? Uno l'ho visto prima. No, solo uno. Per io dopo Crozza c'ho questi che mi seguono dappertutto. Dappertutto no. Ero mesi. Perché non vi danno i rimborsi? Ma se non fa più politica? No, non siamo d'accordo con questo. Ha un'altra macchinata, come quella che aveva fatto nel libro che... Quale macchinata? No, ha fatto una macchinata con gli amici, aveva scritto nel libro che aveva fatto... Insomma, mi serve un treno, ma con tanti vagoni. Affitterò le rotaie. Adesso te ne puoi tornare a casa, non mi chiedi più nient'altro. Ma da dove arrivi? Da Milano. Beh no. È vicino. Abbastanza. Grazie. Tanto è sempre Lombardia. Cosa Lombardia? Qua siamo in Veneto. Ti basta così? Boh. Grazie, buon lavoro. Siamo arrivati giusti per il nodo del momento, questo terzo mandato. Come sapete è in corso proprio in Parlamento la discussione sull'emendamento presentato una settimana fa dalla Lega per consentire il terzo mandato ai governatori. Luca Zaia chiaramente non si esprime in merito all'emendamento, ma appunto dice deciderò io e deciderò all'ultimo momento quale sarà il mio futuro. Sicuramente fra poco partirà anche un'agenzia proprio su queste dichiarazioni che sono state rilasciate alla stampa. Con lui, lo avete visto, il sindaco di Padova per presentare questo congresso mondiale dedicato all'intelligenza artificiale in sanità. La collega Vanzanne del Gazzettino ha anche tentato di chiedere a Giordani di ripetere l'endorsement che aveva fatto a Zaia qualche mese fa. Giordani dice io sono per la comunità, quindi lascia aperte tutte le ipotesi. Facciamo così, 1 minuto esatto di pubblicità e poi ritorniamo in diretta, c'è ancora tanto da dirvi, da raccontarvi.
Di nuovo in diretta per raccontarvi questo martedì a Nord-Est la notizia che adesso è su tutte le home page dei giornali online, quella che vi abbiamo dato in apertura. Sorpreso a rubare in autostrada, fugge dalla polizia e si getta nel Brenta. È ufficialmente scomparso. Si tratta di un uomo che è stato visto nella notte mentre si gettava nelle acque del fiume Brenta all'altezza di via Parenzo a Vigonza. Per il momento non è stato ritrovato nessuno e secondo appunto le prime indiscrezioni si tratterebbe di una persona che ha tentato di sfuggire a un controllo di polizia dopo essere stato sorpreso mentre stava commettendo un furto a bordo di un mezzo pesante fermo. Questo quindi in autostrada Vigonza sulla 4, la fuga prima attraverso i campi e poi per tentare di far perdere le tracce quest'uomo ha tentato di attraversare il Brenta. Da qui le ricerche e la mobilitazione di uomini e mezzi, vigili del fuoco, cinofili, sommozzatori. E noi ritorniamo sul tragico incidente mortale che si è registrato ieri mattina in una strada secondaria di Nervesa della Battaglia. A perdere la vita una donna molto conosciuta in paese, Pierina Barro. La fuoriuscita di strada è l'auto che dall'impatto con la canaletta per la raccolta dell'acqua sbanda e si capovolge. Un'uscita di strada che non ha lasciato scampo a Pierina Barro, 77 anni, mentre tornava a casa dalla spesa mattutina al mercato nel centro di Nervesa della Battaglia. Le tracce ancora evidenti ai bordi della stretta via Granze, dove l'anziana signora abitava. La tragedia questa mattina intorno alle 9:30. Sul posto intervenuti i sanitari del SUEM 118 che, nonostante l'arrivo tempestivo anche dell'elisoccorso proveniente da Padova, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 77enne. Il luogo dell'incidente è solo a un centinaio di metri da casa, dove erano presenti anche i familiari. La conosceva quasi tutti qua in paese, era molto solare, diciamo una brava persona. Poche parole per raccontare quello che la madre è stata per il paese di Nervesa. A lungo catechista, ora faceva parte del coro della parrocchia. Ma siamo rimasti un po' perché ieri era messa con la nuora e siamo rimasti così, non lo so. Penso che sia venuto un malore, un infarto, qualcosa, perché era vicino a casa, è molto disponibile e era sempre allegra lei nonostante le difficoltà, una persona molto positiva, aveva un carattere piuttosto forte, però una bravissima persona. Probabilmente un malore la causa della fuoriuscita, ma non si esclude anche un abbaglio provocato dal sole a quell'ora ancora basso. L'amministrazione, nelle parole della sindaca Mara Fontebasso, si stringe al dolore della famiglia e dei conoscenti. I funerali saranno celebrati giovedì 22 alle 15:30. Dalla Marca trevigiana alla provincia di Padova, lo scontro tra una moto e un'auto. Fortunatamente migliorano le condizioni dell'uomo ricoverato. Incidente tra una monovolume Fiat e una moto Suzuki in via Venezia a Padova. Lo scontro poco prima di mezzogiorno. Il pilota della moto incidentata, un 47enne residente in provincia di Padova, è stato soccorso dai sanitari del SUEM 118 e portato al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera non in pericolo di vita. La polizia locale di Padova sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente anche con i filmati di videosorveglianza della sede dell'Università di Psicologia che puntano sulla via. Da una prima ricostruzione, l'automobile, guidata da un 52enne padovano, si stava immettendo lungo la via principale, compiendo un'inversione a U e molto probabilmente non ha visto la moto sopraggiungere. Il traffico cittadino ha subito rallentamenti per le operazioni di rimozione dei mezzi. C'è Valentina Visentin al telefono, è la notizia che vi sto dando e che vi stiamo aggiornando, questa ricerca a persona in corso a Vigonza, nelle acque del Brenta. Valentina, buongiorno.
Sì, buongiorno Cristian. L'aggiornamento è che i vigili del fuoco, che hanno iniziato questa mattina all'alba a scandagliare il tratto di Brenta, un tratto di Brenta ben preciso a Vigonza, stanno utilizzando anche il sistema sonar, che è un sistema un po' più preciso, che rileva il calore e le presenze l'acqua. Questo cosa è successo? La notte scorsa, durante un controllo della polizia stradale zona industriale di Vigonza, ha notato una persona aggirarsi in modo sospetto vicino ad un camion parcheggiato nella zona industriale, molto probabilmente forse stava per commettere un furto. Comunque la persona si stava muovendo in maniera sospetta. Quando la pattuglia della polizia stradale si è avvicinata, la persona è scappata al controllo, la fuga, e cercando di scappare lungo la parte dei campi che porta verso l'Argine del Brenta, che è molto vicino e che segue dunque la strada principale di Vigonza. I poliziotti l'hanno visto entrare in acqua e poi non si è più saputo nulla, e da lì sono subito scattato l'allarme e le ricerche che sono iniziate con i vigili del fuoco, il gruppo Cinofili e anche sommozzatori. Una persona è quella che manca all'appello, l'unica che è stata vista. Ovviamente la procura sta coordinando il lavoro delle forze dell'ordine, ma al momento non ci sono novità sul ritrovamento. I lavori però le ricerche si stanno concentrando in un punto preciso del Brenta, segno che insomma dove è stato visto per l'ultima volta questa persona prima di scomparire nel nulla, è che in quel punto comunque la corrente è molto elevata e quindi insomma le ricerche potrebbero protrarsi anche a lungo prima di avere un riscontro. Queste sono le ultime novità, gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda questa vicenda. Tra l'altro, Valentina, è un fatto che ricorda da vicino altri che si sono registrati sempre nel Padovano, tutto sommato recentemente. Esattamente un anno fa, ad inizio gennaio del 2023, c'era stato un episodio analogo. Un ragazzo straniero, per sfuggire a un controllo della polizia lungo l'argine di Ponte Vigo d'Arzere, sempre l'argine del Brenta, in un altro punto però della città, per sfuggire a questo controllo di polizia, perché il ragazzo aveva dei precedenti, si era gettato nelle acque gelide del Brenta. A gennaio è molto freddo e in pochi minuti aveva trovato la morte. Una vicenda giudiziaria poi piuttosto lunga, perché quando il corpo era stato ripescato, alcuni parenti e amici del ragazzo avevano addirittura accusato le forze dell'ordine di aver cercato di aver tenuto un comportamento piuttosto violento nei confronti del ragazzo, accuse che sono state smentite sia dalle immagini ma anche dall'indagine e dall'autopsia poi sul corpo del giovane, che ha stagionato completamente tutti gli agenti coinvolti, ma anche in quel caso appunto una fuga da un controllo di polizia era finita nel peggiore dei modi. Valentina, ti ringrazio per tutti questi aggiornamenti, e appunto le immagini che vedete sono praticamente in presa diretta e sono del nostro Francesco Ratai. Ritorniamo sulle strade del Veneto, della Marca in particolare. Papa Francesco ha rivolto una preghiera a Sara Rizzotto e Jessica Fragasso, le due cugine morte nel terribile incidente della 28 di 3 anni fa, travolte dal SUV di Dimitre Traikov, il 62enne bulgaro, oggi in carcere per omicidio stradale. Il pontefice, attraverso la segreteria di Stato, ha infatti risposto a una lettera di Alain Fragasso, papà di Jessica e zio di Sara, che da anni ha intrapreso una battaglia in memoria delle due ragazze e più in generale per la sicurezza stradale. Papa Francesco parla di conforto e pace, estendendo la sua benedizione anche alle due figliolette di Sara, sopravvissuta a quel terribile incidente. È stata un'emozione enorme che ci aiuta ad andare avanti, afferma commosso Papa Alain. Ringrazio Papa Francesco non solo per le parole ma anche per aver risposto in pochi giorni. È un segnale di grandissima vicinanza. Questa l'emozione di Alain Fragasso, che tra l'altro in questi minuti doveva essere nostro ospite, ha avuto un contrattempo, quindi un saluto anche ad Alain Fragasso. Una storia di tenore
opposto. Da inizio anno non si fa altro che parlare di Fleximan, poi è arrivato anche Dossoman che appunto ha colpito nei giorni scorsi nella bassa padovana. Intanto però a Fontaniva è stato installato un nuovo autovelox che arriva dopo che in comune sono state depositate 420 firme di cittadini. Una storia quindi che sembra andare in controtendenza. A Villa del Conte l'autovelox fisso lungo la strada provinciale del Piovego è tornato pienamente operativo da ieri. Sempre nell'Alta Padovana, ma a Fontaniva, l'amministrazione comunale sta completando l'iter per l'accensione di un rilevatore di velocità tra via Casoni Nuova e via Maglio. Il dispositivo è già stato installato, ma prima dell'attivazione vera e propria sarà sottoposto, come prevede la legge, a un periodo di taratura e verifica. A muovere il comune e il sindaco Edoardo Pitton la richiesta è arrivata da 420 residenti che hanno denunciato come la loro strada fosse spesso scambiata per una pista con un'auto transitata a 160 km/h dove il limite si ferma a 50. Immediate le reazioni dei cittadini e infatti a fronte di 420 che il Velox lo hanno richiesto, sui social tra il divertito e l'insofferente spunta questo commento: qualcuno ga il numero de Fleximan. Il Velox, una volta diventato operativo, fotograferà i trasgressori su entrambi i sensi di marcia in presenza degli agenti della polizia locale e in determinate fasce orarie. Vi mostriamo adesso queste immagini, sono relative alla serata di ieri. Un centinaio di persone si sono radunate in Piazza Indipendenza a Treviso per la fiaccolata in memoria di Alexei Navalny, l'oppositore di Vladimir Putin, deceduto durante la sua detenzione in un carcere siberiano. L'iniziativa si è svolta in contemporanea con quella del Campidoglio a Roma, con la partecipazione di tutti i rappresentanti in Parlamento. Anche ieri sera, lo vedete dalle immagini, era presente tutto l'arco costituzionale trevigiano. Avete visto il sindaco Mario Conte, Luigi Calesso di Coalizione Civica. È stato letto il testamento di Navalny e osservato un minuto di silenzio. Noi tra l'altro siamo pronti, lo faremo fra poco, a collegarci con Lucio Zanato da Padova. I temi dell'agricoltura in primo piano, c'è l'assemblea della CIA che arriva dopo settimane infuocate, la protesta dei trattori e non solo. Poi andremo a Santa Lucia di Piave perché c'è poi tutto il capitolo dell'agricoltura biologica. Nel weekend inizia una delle più importanti fiere del settore, ma rimaniamo in ambito economico e parliamo di crocieristica, un segmento che sta diventando sempre più strategico per la laguna, in particolare per Chioggia. I numeri confermano gli ottimi risultati del 2023, quindi sono confermate le 3 grandi compagnie di lusso che scalavano qui a Chioggia. Avremo anche per il 2024 circa poco meno di 50.000 passeggeri che arriveranno qui a Chioggia, con un numero di toccate attorno alle 33 toccate, diciamo, di punto nave. Presentata la stagione crocieristica a Chioggia, il porto aprirà ufficialmente il 26 febbraio con l'arrivo di Viking Saturn, puntando a confermarsi scalo privilegiato per il segmento luxury. Una crescita resa possibile grazie agli investimenti realizzati da Venezia Terminal Passeggeri. Una conferma a tutto il settore, diciamo, crocieristico, portuale, di come un'iniziativa che è nata nell'arco del 2022 sia stata poi confermata e sia stata fatta crescere. Dall'altra si dà conto di come la destinazione Chioggia, che poi è il titolo anche del progetto che noi abbiamo realizzato l'anno scorso, stia crescendo consapevolmente e in modo coerente con la tipologia di traffico che arriva qui attraverso le crociere. 3 le compagnie per il 90% di provenienza extraeuropea, con Stati Uniti, Australia e Canada a guidare i principali stati di provenienza. Gli itinerari proposti sono principalmente di tipo aperto, con imbarco a Chioggia e sbarco in un altro scalo, e prevedono una durata dagli 8 ai 13 giorni nel mare Adriatico o lungo la direttrice Adriatico-Mediterraneo orientale. Un'opportunità per Chioggia.
Perché, come è stato dimostrato, i turisti prima di partire con la crociera da Chioggia arrivano in città anche 2 o 3 giorni prima, quindi soggiornano nella nostra località balneare, nel nostro centro storico o anche a Sottomarina, quindi un'opportunità non solo per gli hotel e per i B&B, ma anche per ristoranti, baccari, bar, negozi. Ovviamente ho saputo anche che dei negozianti hanno assunto del personale in più proprio in vista della stagione crocieristica. Insomma, un segmento che cresce come dicevamo. Fra pochissimo facciamo il punto dell'agricoltura in Veneto. Lucio Zanato si sta collegando da Padova e poi appunto la fiera del benessere che aprirà i battenti, del benessere bio che aprirà i battenti nel weekend a Santa Lucia di Piave. A fra poco. Subito a Padova con il nostro Lucio Zanato, dove è in corso un'importante assemblea della CIA e questo in settimane che sono caldissime per il settore primario, non solo del Veneto ma dell'Europa intera. Lucio, buongiorno. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Sì, questo è il momento di tirare le somme dopo quello che è successo nelle scorse settimane con i trattori e li tiriamo con il presidente nazionale di CIA Cristiano Fini, che ha avuto diversi incontri e continua ad averne direttamente con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Però noi partiamo da questo fatto. Senta Presidente, voi il 26 di ottobre dell'anno scorso siete andati in piazza e avete detto le stesse cose che stanno sostanzialmente dicendo adesso quelli che protestano con i trattori, però loro gridano e il governo li sta ad ascoltare. Voi siete andati lì tranquilli, avete fatto la manifestazione giusta eccetera, poi non è cambiato niente. Che cos'è che manca? Cioè chi grida di più è quello che vince? No, io mi auguro che non sia così, nel senso che noi abbiamo portato avanti delle proposte, in questa fase, in questo momento il governo Meloni ha presentato una serie di proposte che ricalcano paro paro quelle che abbiamo portato avanti noi, quindi questo è un fattore assolutamente positivo. Dopodiché dobbiamo passare dalle parole ai fatti, dopodiché noi vigileremo nei prossimi giorni affinché questo venga fatto, perché se non si mette in pratica ciò che viene detto è chiaro che diventa un problema non solo dei manifestanti che oggi sono con i trattori, ma diventa un problema di tutte quante le rappresentanze agricole. Quindi noi abbiamo bisogno di fatti, il fattore tempo è fondamentale in questa fase perché le aziende agricole stanno vivendo un momento veramente drammatico, quindi abbiamo bisogno di risposte e risposte immediate a livello nazionale, ma abbiamo bisogno anche di risposte a livello europeo, soprattutto a livello europeo va cambiato l'approccio. Non si deve partire dalla fine, si deve partire dall'inizio, non si deve partire dal tema ambientale trascurando quello che vivono gli agricoltori, ma si devono coniugare le due cose e soprattutto si deve guardare alla sostenibilità economica e ambientale dell'agricoltura. E quindi questo è l'approccio e il nuovo paradigma che dovranno affrontare i futuri europarlamentari. Ecco, però rimaniamo in Italia, visto che è il Presidente nazionale. Qui si è parlato molto anche di, come dire, filiera, perché non è possibile che le mele vengano pagate 50 centesimi su in Alto Adige e poi a Roma o a Bruxelles le trovi a 2,50 €, 3 € al chilo. C'è una cosa che non funziona. Allora, come si può cercare di, come dire, calmierare la filiera dando più soldi agli agricoltori? Sì, faccio un esempio che è ancora più evidente. Oggi il grano viene pagato 19-20 euro al quintale, nel 1985 veniva pagato lo stesso prezzo. Allora anche un bambino capisce che nell'arco di 40 anni i costi di produzione sono lievitati in maniera esponenziale, quindi non possiamo continuare a lasciare le briciole agli agricoltori che non coprono minimamente i costi di produzione in quasi tutte le filiere produttive e quindi dobbiamo riconoscere un giusto valore della propria merce. Lungo la filiera solo poco rimane in tasca agli agricoltori, mentre invece gli altri passaggi devono comunque coprire i loro costi di produzione. Questo non è più accettabile, tutti quanti devono coprire i costi di produzione, tutti quanti devono avere anche una marginalità per poter sviluppare la propria azienda, quindi accordi di filiera con politiche e risorse dedicate ad hoc,
rafforzare la direttiva sulle pratiche sleali e dall'altro lato anche cercare di avere un'etichettatura che sia più trasparente soprattutto nei confronti del cittadino, del consumatore. Quindi abbiamo bisogno veramente di interventi ad hoc e serve anche una consapevolezza da parte di tutti quanti gli attori della filiera che senza la materia prima agricola, senza il bene primario che produciamo noi agricoltori, non ci può nemmeno essere la filiera dell'agroalimentare nazionale. Ecco, facciamo una battuta dedicata ai giovani, perché tutti dicono che i giovani stanno tornando all'agricoltura. In certi luoghi è vero, perché ad esempio nella zona della Marca Trevigiana col Prosecco qui vediamo dati positivi, ma in realtà nel resto d'Italia non è assolutamente così. No, infatti il giovane entra in agricoltura se intravede una prospettiva di reddito. Là dove non intravede una prospettiva di reddito ovviamente desiste, quindi noi dobbiamo creare le condizioni per tutti i giovani affinché entrino in agricoltura, affinché ci sia questo benedetto ricambio generazionale. Non è assolutamente vero che i giovani stanno entrando in agricoltura. Negli ultimi 3 anni siamo passati dall'11% al 9% delle aziende agricole under 40, quindi vuol dire che stiamo andando indietro. Questo perché? Perché gli agricoltori giovani non intravedono una prospettiva di reddito, quindi dobbiamo creare loro le condizioni per poter affrontare i mercati, per poter avere un reddito, perché più giovani significa avere anche futuro in agricoltura. Avere un futuro in agricoltura significa anche avere più presidio nel territorio e più ambiente. Senta, per ultimo, comunicazione. Lei oggi ha anche, come dire, bacchettato un po' il report dopo l'inchiesta che loro hanno fatto sia per quanto riguarda i lieviti sia per quanto riguarda il mostro rettificato. Siccome tutti hanno visto questo programma, chiariamo questi 2 punti di vista che sono stati messi sotto accusa. Perché serve un approccio concreto, scientifico, misurabile e non un approccio ideologico. Quindi anche i media hanno le loro responsabilità, come ce le abbiamo noi, come ce le hanno le istituzioni. L'approccio deve essere scientifico, non può essere un approccio ideologico, non si possono mettere sotto accusa i lieviti o il mostro concentrato rettificato, che quanto di più naturale esista in natura. Quindi, ecco, diciamo che i lieviti vengono utilizzati per fare il pane, sono gli stessi. Sì, pane, birra, quindi vengono utilizzati. E poi diciamo un'altra cosa, il mostro rettificato noi in Italia lo usiamo e invece il resto del mondo usano la barbabietola. L'assurdità è che nella trasmissione precedente fosse messo sotto accusa il mosto concentrato rettificato, quando siamo l'unico paese che utilizza mosto di uva per metterlo all'interno, diciamo, del mosto dei vini, quando tutte le altre nazioni utilizzano zucchero di barbabietola, che non è, come dire, un'operazione proprio comprensibile. Via. Insomma, questa agricoltura ha bisogno di avere comunicazione, ha bisogno di avere supporto. Direi che noi abbiamo dato tanta carne al fuoco per poter far riflettere i nostri telespettatori. Cristian, a te la linea. Lucio, una fotografia come sempre molto precisa e attuale del settore primario che noi continuiamo a raccontarvi in tutte le sue sfaccettature. Saluto e ringrazio Silvia Bernasconi, buongiorno Bernasconi, che sta organizzando in questi giorni un'importante fiera che apre ufficialmente il 24 febbraio, mi corregga se sbaglio Bernasconi, a Corretto. Santa Lucia di Piave. Ci faccia qualche anteprima, che cosa vedremo? Allora, apriremo il 24 alle 10 fino alle 20 e poi la domenica dalle 10 fino alle 19. La fiera è proprio sul benessere, che può essere quello dall'alimentazione, che può essere bio, chilometro zero, al benessere anche spirituale, che serve soprattutto in questi anni. Abbiamo quanto mai una visione più ampia di tutto il settore e quindi cerchiamo di raccogliere gli interessi un po' di tutti, fornendo delle proposte per un vasto pubblico, perché non è più solo ristretto, anzi sta prendendo sempre più piede questa cultura del buono, fatto bene, anche artigianale, e non solo di prodotti di alimentazione ma anche di articoli. Ecco, perché il bio non è una moda, è una cultura. Ecco, mi piace l'espressione che ha utilizzato Bernasconi. Assolutamente, perché non è mangiare bene, è quello che noi ci mettiamo dentro al corpo, quindi al di là del bello, della moda, delle diete, dei piatti che possono essere gourmet o meno, mangiare sano è il primo fondamento poi di un'alimentazione.
Ecco, tra l'altro Bernasconi ci saranno, magari possiamo anche mostrare, questo è il sito della fiera che vi invito a vedere, è molto chiaro, c'è tutto il programma. Ci sono dei laboratori di cucina, Bernasconi? Sì, ce ne sono diversi, sia per quanto riguarda proprio la cucina in sé, quindi il cucinato, il preparato, che può essere la cultura macrobiotica, la cucina delle stagioni, che è il supermercato della natura poi, no? Sia poi invece dalle vari metodi di cottura, che sono la pastorizzazione, la fermentazione, e ci sono appunto questi laboratori, oltre a essercene uno molto particolare che riguarda appunto le erbe spontanee, di tutti quelli che coloro che scelgono di andare a fare le gite nei boschi piuttosto che delle passeggiate all'aria aperta e hanno la possibilità di capire che cosa stanno guardando, delle erbe particolari molto sane e naturali. Ecco, ci faccia qualche esempio, Bernasconi, mi interessa questo. Beh, abbiamo la Edda Zornio che fa appunto questo laboratorio sulle erbe spontanee, che è una risorsa gratuita, e basta conoscerla e riconoscerla poi, no? Per poi portarla a tavola, e su questo abbiamo appunto questi laboratori. Ce ne sono alcuni gratuiti, altri a pagamento, ma comunque si tratta di cifre simboliche che calendarizzeranno tutta la manifestazione, quindi ce ne saranno ben 9 quest'anno. Vedo la natura nella ciotola, fermentati e microbioma, quello che diceva, le erbe spontanee, bontà gratuita, mi piace. Abbiamo parlato di caro prezzi, di filiera con Lucio Zanato. Il pensiero latente cos'è questo? Questo fa parte del benessere spirituale, quindi ci sono dei concetti che sono via via disuso, diciamo, causa frenesia, causa un modo di vivere che ormai è veramente di corsa, e invece è bene fermarsi delle volte e dedicarsi del tempo per sé, e questi laboratori servono anche a quello, a sviluppare delle parti di noi stessi in relazione anche con gli altri. E quindi sabato e domenica potremo farlo a Santa Lucia di Piave. Vedo poi macrobiotica e filosofia, domenica orto e giardino verticale, l'erotismo, questa degli? Dei CIN, è quella parte di cui si parlava, cioè il conoscersi interiormente, per poi darsi e regalare anche un lato di sé che probabilmente non si è consapevoli di avere o non si sviluppa abbastanza. Beh, del resto, se vogliamo parlare di benessere a 360 gradi, non possiamo tralasciare nessun aspetto del vivere. No. Quindi questo focus sull'erotismo, lo yoga della risata, e ce n'è un gran bisogno. Peraltro è un'associazione del luogo, del posto. Quindi è un piacere anche averli proprio per questo motivo, perché quando noi arriviamo e facciamo una manifestazione siamo comunque ospiti di un territorio, e più collaborazioni e più persone conosciamo del territorio e meglio è, perché uniamo dei ponti. Quindi non solo prodotti a chilometro zero, ma anche associazioni e buone pratiche. Ah sì, sono fondamentali. E senta Bernasconi, quanti sarete operatori, Tanti. Espositori? Tanti, perché quest'anno abbiamo deciso di aprire la piazzetta, che è un'area all'aperto che normalmente veniva lasciata libera, sgombra. Quest'anno abbiamo dedicato la piazzetta, anche grazie alla collaborazione con Coldiretti, al mercato bio o il chilometro zero, tutto ciò che è fresco, frutta e verdura, oltre ad avere poi anche introdotto altri espositori della fiera canonica sempre all'esterno, e quindi siamo oltre 120. Poi ci saranno anche tutti i relatori, noi, lo staff, tutti i nostri altri ospiti. Insomma, siamo diversi quest'anno. E l'obiettivo qual è? Quale cifra volete raggiungere? Ho capito che volete, tra virgolette, trasmettere un senso di serenità e di benessere, però insomma poi la performance delle fiere, a quanto volete arrivare di visitatori? Allora, è chiaro che gli obiettivi sono sempre più alti, proprio perché al di là del numero c'è dietro una mission, che è quello di rendere davvero consapevoli tutti di quello che stiamo facendo, del mondo in cui siamo e di quello che usufruiamo della terra. Quindi più siamo meglio è. In realtà non c'è un numero.
Quindi faccia un invito ai nostri telespettatori, Bernasconi. Allora, noi vi aspettiamo, apriamo alle 10 entrambi i giorni, e vi vogliamo numerosi, vi vogliamo sorridenti, noi lo saremo e vi aspettiamo tutti a braccia aperte. E magari chi non è sorridente troverà il sorriso nel corso della visita, della giornata. Anche perché il bello di questa manifestazione, grazie ai convegni, è che c'è qualcosa che va al di là dell'acquisto. Cioè, l'obiettivo è anche uscire arricchito di qualcosa che vada al di là dell'oggetto, e i laboratori servono a quello. Grazie Bernasconi, davvero buon lavoro, buona fiera. Silvia Bernasconi, Fiera Benessere Bio, ecco fatto. Grazie Bernasconi per averci fatto questa anteprima. Allora, noi siamo addirittura d'arrivo con la nostra prima edizione. Io vi ricordo il sondaggio di questa sera di Ring, che torna in diretta alle 21 puntuale con Nicola Zanetti in studio. Incubo, furti e assalti, militarizzare le città. Se sì, il numero è quello che vedete, il numero in verde, quello solito al quale chiamate sempre numerosissimi. Se no, ovviamente il numero è quello in rosso. La votazione è aperta, mi dicono tra l'altro dalla regia che già stanno arrivando tantissime telefonate, segnale che il tema è sentitissimo, e del resto abbiamo speso quasi mezza puntata proprio a raccontarvi di queste rapine, di questi assalti, di questi furti continui, e poi l'episodio, quello di domenica sera a Cavallino Treporti, il 33enne che è stato colpito a una gamba sta meglio. Questa mattina ha anche parlato al telefono, questa sera lo sentirete con la nostra Ilaria Marchiori, ha anche affidato un messaggio sui social, insomma il tema è assolutamente aperto. Tra l'altro stasera a Ring se ne parla con Rachele Scarpa, deputata del Partito Democratico, Marco De Pasquale, segretario regionale di Sinistra Italiana, Giuseppe Paolina della Lega, Giuseppe Montuori di Fratelli d'Italia, e poi appunto ci sarà anche Christian Demma, che è presidente dell'associazione Furti in Corso. Io vi ricordo la notizia con la quale abbiamo aperto questa prima edizione. Ci siamo collegati anche con Valentina Visentin. C'è una ricerca persona scomparsa in corso nel Brenta a Vigonza. Quest'uomo che sarebbe scappato nella notte da un controllo di polizia perché sorpreso a rubare in un mezzo pesante parcheggiato con ogni probabilità nei pressi dell'autostrada. Quest'uomo è stato visto gettarsi nel Brenta e poi nessuno lo ha più visto riemergere, quindi le ricerche sono in corso. Queste le immagini. Chiaramente nelle prossime edizioni cercheremo di darvi tutti gli aggiornamenti del caso. Allora, facciamo così, noi siamo veramente addirittura d'arrivo, solo il tempo di ringraziare Alessandro Granziera e Francesco Ceronna in regia. Subito dopo il meteo, il film Il Diavolo alle 4, un film simbolo della cinematografia a stelle e strisce, una pellicola del 1961 da non perdere. È tutto, buon proseguimento. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti, a Montebelluna. Previsioni per martedì 20 febbraio. Sul Veneto tempo buono grazie alla presenza dell'alta pressione. Nuvolosità variabile fino al primo mattino con qualche addensamento, in seguito cielo poco o parzialmente nuvoloso con ampi spazi soleggiati. Foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde. Temperature stazionarie e miti minime tra 4 e 7, massime su 14-15 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia di primo mattino cielo nuvoloso, poi via via più sereno. Di notte possibili foschie o nebbie su bassa pianura e costa. Temperature minime tra 5 e 6 gradi, massime sui 13-15 gradi. Sul Trentino Alto Adige ampio soleggiamento ovunque con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 0 e 5 gradi, massime sui 15-16 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti, a Montebelluna.